secondo anno Fise Veneto organizza qui, in questa splendida cornice di Villa Bonin, una splendida serata per premiare tutti gli atleti che hanno ottenuto i migliori risultati nel 2017. Ancora un applauso a loro, bravi ragazzi! In compagnia del segretario di Fise Nazionale Simone Perillo, complimenti di tutte queste iniziative che Fise fa, ma anche le altre regioni continuano a seguirvi nell'onda. Assolutamente sì, è una gioia essere qui. L'anno scorso ero da poco segretario generale, sono venuto alla serata degli Oscar e non vedo l'ora di godermi la serata di stasera. E ho unito l'utile al dilettevole, prima con una riunione a Fiera di Verona per l'edizione 2018 di Fiera Cavalli, che qui in Veneto ci permetterà di nuovo di fare qualcosa di importante per la federazione e per tutti gli amanti degli sport equestri. Giulia ha fatto parte della squadra che ha vinto l'oro alla Coppa delle Regioni. Vanessa è stata premiata anche come capo equip, miglior capo equip della Coppa delle Regioni 2017. È con grande piacere che abbiamo con noi Giovanni Trevisan, uno sponsor di Fise Veneto, un super ristoratore, oltre che veneto, possiamo anche dire con grande piacere internazionale. È un onore averti qua con noi, Giovanni. Benvenuto alla nostra serata. Grazie, anche per me è un onore essere qui. Tu lo sai che anche se faccio il ristoratore ho sempre avuto la grande passione per i cavalli e ce l'avrò sempre, perciò quando posso, volentieri, è per me un grande onore essere qui con voi. Siamo con Allegra, Stella, Benedetta, Filippo. super elegantissimi per questa serata. Per quale disciplina venite premiati? Volteggio. Sì. Ma Il cavaliere, hai accompagnato le tue amiche a questa serata. Bravissimo, allora un applauso a loro e a questa serata bellissima. Siamo con Luciano Rizzi, il direttore di Fiera Cavalli, un altro evento a dir poco fantastico per la nostra regione Veneto. Siamo alla 120esima quest'anno Fiera Cavalli, giusto? Ed è corretto, festeggeremo il 120° anno in un contesto per il quale abbiamo riservato veramente delle sorprese che siamo convinti sorprenderanno chi visiterà o chi parteciperà e sarà protagonista principale ai nostri eventi. Inizieremo già questa sera a festeggiare Fiera Cavalli festeggiando gli atleti di Fise Veneto. È corretto, questa sera sarà l'occasione anche per fare un punto di quella che è la situazione del successo raggiunto dai partecipanti, dai chi gareggia ed è giusto dare giusta visibilità a chi, voglio dire, in queste discipline sa distinguersi anche per essere promotore, no? Per chi non solo già frequenta questi ambiti, ma possa in un certo qual modo far scaturire l'interesse a prendervi parte. Diletta De Agostini, campione del mondo di Mountain Games Under 14. Siamo con il presidente CONI regionale Gianfranco Bardelle. Come sempre un piacere averlo a queste serate, che sono serate per premiare e applaudire gli atleti veneti dell'equitazione, ma Presidente, siamo forti oltre che nell'equitazione anche in tante altre discipline in Veneto. Beh, diciamo che la Federazione Sport Equestri ci dà la possibilità, assieme alle altre 46 federazioni, di essere in seconda regione in Italia, dietro la Lombardia, e anche quest'anno devo dire con grande orgoglio che lo sport del Veneto è riconosciuto veramente come uno sport di base. Come dico sempre, noi non abbiamo Milano, Torino, Roma, abbiamo 7 città capoluogo, fra cui Vicenza è molto importante, che lavorano per lo sport di base, lo sport che vogliamo per i nostri ragazzi, farli divertire, farli stare assieme, tirarli via dalla strada, tirarli via dalla droga, tirarli via da tutte quelle deviazioni che ci sono in un momento così in cui molti si perdono.
E allora tutte le federazioni della mia regione devo dire che lavorano proprio per questo. Poi certamente qualcuna avrà risultati anche ai campionati del mondo, campionati italiani, ma tutti lavorano per far amare lo sport che noi vogliamo. Essere sportivi ci insegna l'importanza del gioco di squadra e noi abbiamo la fortuna nel nostro comitato di avere una squadra fortissima, una squadra speciale, una squadra reclutata in pochi anni, una squadra che arricchisce le cerimonie di premiazione di tutte le nostre discipline, di tutti i nostri eventi. I nostri sponsor, i nostri favolosi sponsor. Un grande applauso per tutti loro. Molti sono nostri ospiti. Grazie a tutti voi. Sponsor e non solo. Il comitato ha l'onore di avere anche molti partner e tra questi ho l'onore e il piacere di citare Verona Fiere, che dallo scorso anno ci ha dedicato uno spazio per il nostro comitato regionale e che ci ha permesso di dare voce e lustro alle iniziative della nostra regione. Grazie a Luciano Rizzi, Armando Di Ruzza, Michele Schenato e Maria Valeri, che sono con noi stasera. Grazie di cuore. E dallo scorso anno abbiamo anche il nostro fantastico media partner Ride TV, che ci segue con la diretta streaming. Grazie Alessandro dietro la macchina, un grande applauso. Venite qui con noi, venite qui con noi. Italo. Grazie per tutto questo, grazie anche a Radio Padova, che da quest'anno è il nostro media partner per la radio e che ci segue con trasmissioni dedicate alla cultura equestre e alle iniziative di rilievo della nostra regione. Quindi grazie Radio Padova per essere con noi. Veramente un ringraziamento a tutti i nostri sportivi, a tutte le famiglie che assistono questi sportivi, soprattutto i più giovani, perché è grazie a voi, grazie al vostro impegno che si riesce a fare lo sport e si riescono a fare risultati. E quest'anno a Piazza di Siena abbiamo visto quello che sono in grado di fare i nostri ragazzi e complimenti a questa presidentessa che per noi è un motivo di orgoglio ma anche di stimolo, perché è un vulcano in continua eruzione. Tutto il Consiglio ovviamente, e soprattutto è una grande palestra il Veneto e un grandissimo laboratorio che ci stimola sempre con nuove idee che noi sperimentiamo e poi applichiamo a livello nazionale. Quindi complimenti al Veneto, complimenti a Clara, complimenti a tutto il Consiglio, grazie a tutti. La regina di Fise Veneto, la presidente Clara Campese. Come sempre queste super serate organizzate da Fise Veneto per premiare tutti gli atleti che hanno ottenuto i migliori risultati nel 2017. Carissima Roberta, che serata straordinaria, io già lo so, sto esultando di gioia, sono contentissima, trovo che sia un momento importante per la regione perché riconoscere il merito sportivo è la prima cosa, assolutamente. E viva il Veneto allora!